ne fermiamo 10 minuti per fare bere l'animale, per si riposare, per bere che c'è l'acqua. Campare vacca in tuo comune di Patta Putin, dopo il razzare, a Rozza, che è il comune di Gioiosa Maria, dopo il contratto al Granaio, che è il comune di Montagna Reale, e portiamo a Passomolo, sempre il comune di Montagna Reale. Dopo partiamo da Passomolo, comune di Montagna Reale, passiamo le 4:30, alle 5, passiamo da San Silvestro, con il comune di Sant'Angelo del Brolo, e arriviamo a Fondachello, sempre comune di Sant'Angelo del Brolo. Dopo passiamo la raccoglia e dopo arriviamo a Palato a Mola. Mattina partiamo da Floresta e arriviamo a Lonci. Mamma non mi mannate allo molino, lo molinaro me voleva vasare, e l'ora che mi vede a comparire e scaricarmi sto reso d'ora. Mamma non mi mannate allo molino, lo molinaro me voleva passare, dell'ora che mi vede a comparire, mi scaricarmi sto. Una delle transumanze che ancora viene fatta a piedi è questa qua di Gaetano, di un nostro allevatore, il quale storicamente è un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, leucosi e tubercolosi, e dico, ecco, questo allevatore perché si trova in queste condizioni? Perché i servizi veterinari di Sant'Agata e di Patti, prima di qualsiasi partenza per la transumanza, saggiano gli animali, quindi gli allevatori che praticano la transumanza sono stati finora sottoposti a più controlli rispetto a chi non fa la transumanza. E allora ecco, il controllo si vede, perché l'allevamento che diventa ufficialmente indenne diventa perché i controlli vengono rispettati. Prima di tutti mi fa immaginare a mia e fali poni misuri.
Io le caroselli a prestare al papà e ora purtroppo restai solo e continuai a farla solo. Non dico che ha cominciato a farlo un anno, ma quando aveva 7-8 anni. Ora cominciai a fare solo a piedi e con l'animale avere pure una responsabilità passata. Prima faceva come un gioco, che la responsabilità l'aveva mio padre e io non ne capivo da quanto era caruso. Oggi purtroppo so chi è, che significa. Come vi dicevo, grazie a questo pastore allevatore o allevatore pastore abbiamo riscoperto un territorio veramente unico, incontaminato e che vi invito a visitare tutto il parco, partendo dal paese più piccolo al paese più grande che esiste sul parco, perché ci sono delle bellezze paesaggistiche che l'amico Gaetano ci ha fatto scoprire passo dopo passo, dal biviere, dal bere nel ruscello, dalle soste nei vari rifugi, ed effettivamente stare insieme con questa bella persona, insieme agli amici di San Giorgio Cavalieri, è stata veramente un'esperienza fantastica. Lo picuraro di perde vestuto, non trovasi la luna e tu non sa tu, dormi in to stazzo con i suoi mari, cognazzonello di frasche di pali. Chi stai la vita di non picuraro, sempre soltanto sopra chiaro, amico c'è colore strumentali, chi si accontenta con un pezzo di pane. Le mattinate quando tu si susi, lo sole dormi come li carusi, guarda li pecori con l'occhio nocciosi, con tali sti pilagni e die pelusi.